Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi, anche oggi, uno splendido sole qui a Genova, Liguria. C'è qualche nuvoletta, però si sta benissimo. Siamo intorno ai 23 gradi, veramente una bellissima giornata. Ancora gente in spiaggia, beati loro. E l'acqua ancora un po' freddina, ovviamente, però si sta benissimo. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il professor genovese Paolo Becchi. Ciao Paolo, ci sei? Sì, ci sono, eccomi qua, è pronto a cercare di rispondere alle tue domande. Ah, vabbè, ma è facilissimo sicuramente per te. È un po' difficile l'argomento di questa mattina perché parliamo dello scostamento del bilancio, come giustamente ha auspicato anche dal nostro ministro Giancarlo Giorgetti, per il bene del paese ovviamente. E innanzitutto spieghiamo di che cosa si tratta, cos'è in parole povere lo scostamento di bilancio? Il scostamento di bilancio significa che Giorgetti si rende conto che rispettare il parametro di Maastricht del 3% nel rapporto di debito, tra il debito e il PIL, il prodotto interno lordo, per noi diventa insostenibile rispettare questo criterio. Noi siamo ancora, insomma, tutto sommato a quel paradigma dell'austerità che ci deriva da Maastricht, sostanzialmente, da quando è stato introdotto l'euro e sono stati introdotti determinati parametri molto rigidi e quindi la situazione è che, avendo noi sforato di pochissimo questo rapporto del 3%, niente, dobbiamo assolutamente cercare di rientrare, e se no andiamo incontro a delle penalty che sono poste dall'Unione Europea. Lo stesso Giorgetti, che come sappiamo è una persona estremamente cauta, moderata, diciamo così, sostanzialmente, insomma, è come se ci fosse Draghi al Ministero delle Finanze, e insomma si è reso conto che questo sarebbe un grave danno per il paese, e così ha parlato di scostamento nell'interesse del paese. Ora bisognerebbe sapere se è nell'interesse del paese o se è nell'interesse dell'industria bellica, perché bisognerebbe sapere che cosa con questo eventuale aumento di spesa pubblica si intende fare. Lasciami fare un'osservazione, perché proprio ieri ho sentito il telegiornale tedesco, perché insomma è l'unico, cioè quelli italiani non mi sembra che sia il caso di seguire, però il tedesco è molto informativo e hanno dato i dati sulla politica di bilancio dell'attuale governo Merkel. Io sono rimasto sorpreso, cioè questi spenderanno il prossimo anno cosa che non hanno mai speso, forse arriveranno a sforare addirittura non il 3 ma il 4%, forse addirittura di più. Ho capito, si sa, lo scopo lì è stato dichiarato apertamente: la Germania deve diventare la prima potenza a livello europeo armata, e quindi è chiaro che l'investimento lì riguarda soltanto il settore militare. È stato dichiarato e ieri è stato praticamente accettato nel governo, ora bisognerà poi vedere il Parlamento. Però perché può fare questo la Germania e noi no? Perché loro hanno questo rapporto debito-PIL che non è alto come il nostro. Il nostro è al 130%, ecco, quindi noi siamo penalizzati. La Francia addirittura farà il 5% di deficit. Deficit significa ovviamente aumento della spesa pubblica. Noi invece non possiamo farlo,
per questo rapporto che abbiamo molto alto del rapporto debito-PIL non possiamo farlo, però lo stesso lo sforiamo di poco, diciamo così, il deficit previsto diciamo così, dall'Unione Europea del 3%, e quindi a questo punto Giorgetti, il ministro, ha proposto uno scostamento. Ripeto, staremo a vedere. Secondo me l'errore che sta facendo Giorgetti, ma Giorgetti ripete l'errore di altro, è quello di finanziare il nostro debito pubblico attraverso i BTP, i cosiddetti BTP. Secondo me questo è un errore, come ho cercato di mostrare ieri nel Sole 24 Ore. Secondo me giusto sarebbe invece spostare l'attenzione dai BTP, che durano parecchi anni, eccetera, e possono creare dei problemi dal punto di vista speculativo, invece spostarlo su quelli a medio termine, a termine molto più ravvicinati, che sarebbero i buoni ordinari del tesoro, cioè i BOT. Ma sappiamo tutti che Giorgetti non legge, e non legge soprattutto se una cosa l'ha scritta Becchi, perché insomma non sono un economista, però io faccio un'analisi con un economista. In realtà l'articolo è firmato a due mani, e comunque il fatto che non sia stato pubblicato dalla Verità, ma sia stato pubblicato, con tutto rispetto, voglio dire, ma sia stato pubblicato da Il Sole 24 Ore, cioè l'organo finanziario, diciamo l'organo di stampa che si occupa di economia, finanza in Italia, insomma, della Confindustria, diciamo, il fatto che sia stato accettato questo articolo lì, insomma, forse dovrebbe dire qualche cosa, ma non importa, noi ci abbiamo provato, e comunque sicuramente il nostro paese è in difficoltà. Senza sforamento sicuramente si andrà incontro, come ha scritto Rixi in una bellissima intervista di qualche tempo fa, incontro sicuramente ad una recessione gravissima. Questa è un po'. Allora, sono d'accordo con il nostro vice ministro genovese Edoardo Rixi, ma rimaniamo su Genova, cambiamo completamente argomento, cambiamo pagina e parliamo di Genova, della Dunata degli Alpini che si terrà qui nella nostra città da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Tornano le penne nere a Genova dopo 25 anni, ovviamente per quanto ci riguarda sono ben accolte e ci fa un enorme piacere che gli alpini tornino qui nel capoluogo ligure. Ecco, però ci sono state delle polemiche anche in consiglio comunale. Perché? Perché talune femministe, in particolare quelle di Non Una di Meno, hanno definito l'evento una celebrazione della maschilità tossica e un'esaltazione del cameratismo militaresco. Ecco, una 3 giorni di festa che riporta anche i valori degli alpini, che sono proprio quelli di rispetto, di fratellanza, di solidarietà. Tra l'altro, quando ci sono state le alluvioni qui a Genova, sono stati tra i primi a intervenire, ad aiutarci, e li ringraziamo insieme a tutti gli altri per questo. Insomma, questa uscita delle femministe, sinceramente, caro Paolo Becchi, mi sembra a dir poco fuori luogo. Ma sai, io sono uno spirito sotto questo profilo liberale, insomma, voglio dire, se loro sono dell'idea che gli alpini rappresentano una forma di maschilità tossica, si potrebbe semplicemente rispondere che loro sono un esempio di femminilità tossica, cioè il dibattito politico può anche essere fatto di contrapposizioni. Loro la vedono in un modo e noi la possiamo tranquillamente vedere in un altro. Loro possono vedere in questo il maschio tossico e noi possiamo vedere in quel tipo di femminismo una femminilità tossica. Però certamente, allora,
insistere oggi su diciamo così, valori militari, questo secondo me effettivamente può essere messo in discussione, nel senso che purtroppo, ahimè, stiamo preparando, questo è il dato obiettivo, la Germania si sta armando, ovviamente non è che si sta armando così, perché dice vabbè la Germania ha deciso di armarsi, lo dice chiaramente, per entrare in guerra contro la Russia, quindi voglio dire, e noi sicuramente ci troveremo in una situazione un po' difficile, insomma, l'abbiamo già purtroppo sperimentata nel passato e gli alpini qui c'entrano perché insomma in Russia ci sono andati anche loro nel secondo dopoguerra, quindi voglio dire bisogna valutare le cose, però oggi noi ricordiamo gli alpini, li ricordiamo semmai per la prima guerra mondiale, insomma per la resistenza sul Piave e dopo la vittoria a Vittorio Veneto, no? Per questo soprattutto noi ricordiamo gli alpini, ma neanche poi per gli aspetti militari. Come hai detto giustamente tu, gli alpini, che poi tra l'altro sono la più antico corpo di fanteria dell'Italia, pensate che gli alpini sono stati istituiti come corpo alla fine dell'Ottocento, forse addirittura vabbè, adesso non me lo ricordo, però sicuramente insomma intorno a quel periodo lì, ecco, hanno una storia lunghissima, però quello che ha caratterizzato e caratterizza oggi gli alpini sono, come dicevi giustamente tu, lo spirito di fratellanza, di solidarietà. E non a caso, quando avviene un problema gravissimo, un cataclisma, oppure addirittura come è successo da noi, tu l'hai ricordato, il crollo del Ponte Morandi, sono subito intervenuti a dare un sostegno alla popolazione. Ecco, in questo spirito io credo che sia una bella cosa il ritorno degli alpini, in questo spirito diciamo di solidarietà che gli alpini hanno sempre manifestato. Quindi, e credo che questo sia l'intento, non sicuramente un intento oggi guerrafondaio, ecco, non vengono qui gli alpini per dire ci stiamo preparando per ritornare in Russia, ecco, non credo che sia questo lo spirito, e per questo è una grande festa nazionale di un corpo che comunque, si voglia vedere, è caratterizzato anche dall'amore della patria, e quindi certo sono valori che per i transfemministi o come si possono chiamare non lo so, non hanno alcun rilievo, anzi sono disvalori, però ci sono molti che ancora in questi valori credono, e quindi credo che debba essere rispettata questa festa. Certo potrà creare qualche problema per la cittadinanza, insomma vengono qui quasi, si calcola quasi 500.000 di persone, e quindi insomma ci possono essere dei problemi eccetera, no, per la cittadinanza, però insomma può essere una bella occasione di festa. I commercianti non so se ci saranno delle chiusure di mercati o che ne so io, chiaramente ci perderebbero in questa situazione, ma io non vedo perché, ho capito sono in tanti eccetera, ma perché si devono chiudere determinate, sì ci sarà un problema di traffico, perché noi il traffico non l'abbiamo adesso, se uno prende il bus adesso per andare vabbè, a parte il fatto che lasciamo perdere, perché salire oggi su un bus è impossibile, ce n'è uno ogni 2 ore per andare non so fino a Cornigliano, però ci metti con il traffico che c'è 1 ora e mezza, quindi voglio dire, arrivi prima a Milano, quindi voglio dire non diciamo questa cosa, il problema che è il traffico, forse si potrà cercare una soluzione. Comunque ecco, al di là di questi problemi pratici, speriamo che la Giunta Salis trovi una soluzione, esatto, sia per il traffico per gli alpini e tenga aperti i mercati rionali e tutti, esatto. E sia per quanto riguarda un po' questi mezzi MT, questi bus MT, che mi sembra che il servizio rispetto a quando c'era il centrodestra sia molto peggiorato. Purtroppo il tempo a disposizione con te è scaduto, dobbiamo passare immediatamente al nostro secondo ospite.
e quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo. Grazie e buona continuazione di conversazione. Ciao. Grazie ancora al nostro professore genovese Paolo Becchi, e passiamo subito al nostro secondo ospite, che è il capogruppo della Lega in municipio centro-ovest di Genova, Davide Rossi. Sentiamo se Davide è già in linea. Ciao, ci sei Davide? Ci sono. Ciao, buongiorno. Allora, partiamo subito dalla politica. Ieri cosa è successo nel municipio centro-ovest? Il campo largo si è spaccato, insomma funziona a Tursi con la giunta Salis, ma poi in effetti funziona come come alleanza. Ecco, poi in concreto per i cittadini mi sembra che non funzioni proprio per nulla, per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo del territorio non funziona, ma addirittura politicamente nel municipio centro-ovest si è già spaccato. Quanto è durato? 1 anno, 2 anni? Ma in realtà direi che è durato 1 mese, perché la prima avvisaglia c'era stato nel secondo consiglio dopo l'insediamento, dove appunto la lista Salis aveva già fatto mancare lì per la prima volta il numero legale sulla spartizione delle poltrone. Avevamo anche parlato qui da voi sulla formazione della loro giunta, e ieri c'è stato l'ennesimo atto. Diciamo che in comune sono bravi con colla e stucco a tenere appiccicata una maggioranza su quelle 4 cose ideologiche. In municipio, dove magari le problematiche le vivono i cittadini in maniera diretta, le difficoltà vengono fuori in maniera concreta. Ieri si è visto con l'abbandono della sala da parte del PD e nuovamente della lista Salis, su tra l'altro un documento che poteva essere anche discusso in maniera condivisa, perché si parlava di riqualificazione della zona San Benigno, che è la zona circostante la nuova Esselunga, che comunque ha una serie di criticità importanti, sulle quali evidentemente non c'era la condivisione del resto della maggioranza, condivisione che secondo me non c'è anche sulle azioni di visione politica che quella maggioranza lì ha, perché quello è stato il documento che ha fatto saltare i nervi, ma noi sappiamo che appunto sulla pianificazione, sul PUC, sulle riqualificazioni urbane, sulla sicurezza hanno opinioni completamente contrastanti, e quindi piuttosto che un campo largo sembra quasi un camposanto, perché se non si riesce a ritrovare appunto la quadra sulle quelle 4 azioni che facevano parte del loro programma, credo che se un domani questi qua dovranno governare il paese, Dio ce ne scampi, perché ne vedremo delle belle. Allora, ricordiamo che il presidente del Consiglio municipale del centro-ovest di Genova è del 5 Stelle, si chiama Michele Colnaghi, è sostenuto dalle liste PD e lista Salis e AVS. Ecco, questo mancato sostegno in particolare, come ricordavi tu, della lista Salis e del PD a un presidente del Movimento 5 Stelle, secondo me è un fatto politico grave e da una parte, e dall'altra parte mi sembra di rilievo. Ecco. Assolutamente sì, perché oggettivamente questi si candidano probabilmente a cercare di governare il paese a livello nazionale con idee che sono, e lo vediamo noi costantemente tutti i giorni, completamente contrapposte, perché sulla sicurezza poi emergono magari sui nostri documenti punti di incontro magari da parte del PD o magari della lista Salis su determinate cose che noi come centrodestra e soprattutto come Lega portiamo avanti, e magari il 5 Stelle ha una posizione ideologica contraria, così come AVS. Su altri documenti che porta avanti AVS vediamo costanti smarcamenti da parte del PD che rivendica posizioni diverse. Insomma, noi lo viviamo sulla pelle tutti i giorni e possiamo testimoniare che quella coalizione purtroppo non sta in piedi, ma l'avevamo detto, ripeto, a suo tempo quando quella coalizione si è insediata, e credo che nel Medio Ponente, con municipio di nuova guida 5 Stelle, le problematiche siano esattamente le stesse che ogni tanto appunto nella cronaca dei giornali locali saltano fuori. Insomma, non riescono a mettersi d'accordo poi
sul territorio, sulle cose concrete per i cittadini. Sì, chi ne paga le spese appunto sono i cittadini del territorio che aspettano delle risposte, soprattutto dai municipi, che sono diciamo gli enti politici più vicini alle persone, dove appunto temi della sicurezza, della polizia, del decoro urbano, delle riqualificazioni sono diciamo il pane quotidiano, verso le quali appunto sul nostro territorio, noi ne siamo la dimostrazione tangente, le cose non funzionano, anzi noi viviamo in un totale degrado e abbandono che in questi mesi purtroppo da quando si è insediata questa giunta sia municipale che comunale le risposte non ci sono e le situazioni peggiorano purtroppo. Mi è piaciuto quello che hai detto tu prima, hai colto esattamente la situazione com'è nella realtà dei fatti qui a Genova. Sul territorio il campo largo non funziona, a guida 5 Stelle non funziona e a guida Silvia Sali sul comune di Genova diciamo sta su questa giunta di centrosinistra soltanto su 4 cose ideologiche. Ha esattamente descritto e dipinto il quadro politico-amministrativo del comune di Genova. Senti, però abbiamo ancora un minuto e mezzo, sì. E volevo cambiare argomento, cambiare pagina e tornare sugli alpini, sulla adunata nazionale che ci sarà a Genova, lo ribadisco, da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Ne abbiamo già parlato con il professor Becchi e volevo parlare anche con te perché proprio stamattina è uscita fuori una notizia di cronaca, ci sono state delle scritte contro gli alpini, dunque non soltanto questi insulti da parte delle femministe, talune femministe genovesi che si riconoscono in questo movimento che si chiama Non Una di Meno, ma anche delle scritte contro gli alpini, che è una cosa veramente vergognosa perché giustamente anche il professor Becchi ricordava che sono intervenuti in aiuto della popolazione genovese durante il crollo del Ponte Morandi. Io ho ricordato anche durante le alluvioni, sempre in prima linea ad aiutare gli altri. Ecco, queste scritte dove sono successe, Davide? Noi ci siamo trovati, esatto, il centro storico, via San Luca, completamente ricoperte di queste scritte che parlano sostanzialmente del fatto che gli alpini sono ubriachi e molestatori, più o meno le cose che diceva appunto l'associazione Non Una di Meno che dicevi tu, e che si vanno ad assommare con quelle dichiarazioni assurde che ha fatto una candidata di AVS, che poi è stata ripresa da tutti i media nazionali, che diceva delle robe assurde sugli alpini, che appunto sono ubriaconi e molestatori. Queste scritte appunto hanno invaso completamente il centro storico. Noi abbiamo chiesto immediatamente come Lega, a tutti i livelli possibili, una presa di posizione netta del comune, che ricordiamo il sindaco è il sindaco di tutti, di centrodestra, di centrosinistra, di chi non la pensa come lei, degli alpini, e credo che 400.000 persone che si sono sempre distinte per dare una mano al territorio quando ce n'è stato bisogno, alluvione, ponti, situazioni negative, supporto anche alle forze dell'ordine, perché noi abbiamo anche dei progetti di strade sicure anche sul nostro territorio cittadino, dove agli alpini, i militari comunque danno una mano. Credo che sia doveroso che il comune, la sindaca Salis, le forze di maggioranza di questo centro-sinistra prendano le distanze, perché credo che 400.000 persone che vengono in città a portare positività, a portare vivibilità positiva, non sono quelli che il venerdì sera vediamo manifestare insieme agli Antifa che bloccano la città e devastano tutto. Sono persone che vengono a rilanciare la visione della nostra città finalmente dopo 20 anni, perché ci sono stati anche 20 anni fa gli alpini a Genova, e abbiamo tutti come cittadini un buon ricordo di quelle giornate. Credo che appunto una presa di posizione netta al comune e le forze di maggioranza la devono prendere senza ambiguità. Benissimo, hai perfettamente ragione, tempo a disposizione anche con te è scaduto, quindi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro. Ciao Davide. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Ciao. Grazie ancora al nostro capogruppo della Lega in municipio centro-ovest a Genova, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio. Grazie.